2 concerti per i boschi del Bellunese e per le popolazioni colpite dal maltempo. Il primo a Treviso al Teatro Comunale Mario del Monaco. Il secondo a Falcade, presso il suggestivo Bosco degli Artisti. 2 eventi di solidarietà facenti parte del progetto La Mia Terra, un'idea del maestro Diego Basso per aiutare la montagna veneta. Eseguiremo della musica lirica per arrivare a una musica pop sinfonica, passando attraverso le musiche di Piovani, di Morricone, di Francesco Sartori. Insomma, sarà un po' anche una sorpresa perché legheremo tutto con una storia, con la storia di questa tragedia raccontata attraverso la natura, attraverso l'amore, attraverso la vita, attraverso il fiume Piave. Quindi insomma sarà una cosa molto particolare che poi la vedete sviluppata, però sicuramente sarà l'orchestra sinfonica e il finale con il coro di bambini che canterà Canto della Terra, perché noi pensiamo ai nuovi alberi che devono crescere, quindi i bambini e i giovani daranno questo messaggio. Un progetto dedicato agli alberi, alla nostra terra, alla montagna. Il primo evento si terrà il 23 marzo alle 21 al Teatro Mario del Monaco di Treviso e porterà sul palcoscenico 54 elementi dell'Orchestra Ritmico-Sinfonica Italiana, assieme a 50 giovani coristi dell'Art Voice Academy di Castelfranco Veneto. È stato il brano Il canto della terra, cantato da Andrea Bocelli e scritto dal compositore Federico Sartori, ad ispirare il titolo del progetto. Un emozionante viaggio melodico dedicato alla tragedia avvenuta quest'autunno sulle nostre montagne. Durante il concerto sarà presentato in anteprima il nuovo testo dello scrittore Matteo Righetto, Da qui alla luna, del quale saranno letti alcuni brani dall'attore Andrea Pennacchi. Ancora una volta la cultura si dimostra sensibile a queste tematiche e il ricavato sarà versato nel conto corrente Regione Veneto, Veneto in ginocchio per il maltempo. Credo sia doveroso farlo, non soltanto per una questione ambientale, ma anche culturale vera e propria. E quello che si è abbattuto nell'Alto Gordino alla fine di ottobre è stato un evento apocalittico. E quindi io credo che l'arte, la cultura, la letteratura debbano essere coinvolti, debbano sentirsi coinvolti e dimostrarsi sensibili di fronte a un problema che riguarda davvero tutti. Il viaggio musicale proseguirà verso Falcade, nel Bosco degli Artisti, una vera e propria galleria d'arte all'aperto, nella quale scultura e pittura omaggiano il territorio e vanno a creare un'atmosfera magica nel cuore del bosco. Questo secondo evento è fissato per quest'estate, per il 10 agosto, e sarà un omaggio alla natura, ai monti e al legno. Il legno grazie al quale sono stati costruiti gli strumenti, quel legno che è un'enorme risorsa del patrimonio montano.